Passiamo alla mozione numero 25, Berlato, tutelare le forze dell'ordine offrendo loro nuovi strumenti di dissuasione non letali. Ma questa è la dimostrazione, caro Presidente, cari colleghi, che non è che vogliamo fare i pistoleri. Noi non è che auspichiamo scontri a fuoco nelle nostre piazze, nelle nostre strade, anzi noi riteniamo che l'uso dell'arma da fuoco sia l'estrema ratio, sia l'ultimo baluardo per tutelare l'incolumità nostra, in casa nostra e dei nostri familiari. Però noi dobbiamo pensare anche all'incolumità non solo dei cittadini inermi che sono spesso vittime delle aggressioni da parte dei delinquenti che girano spesso indisturbati per le nostre strade e entrano nelle nostre case. Dobbiamo pensare anche all'incolumità dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze in divisa, di coloro che per uno stipendio alquanto limitato rischiano la vita ogni giorno e noi dobbiamo ringraziarli di cuore per quello che fanno tutti i giorni per tentare con gli scarsi mezzi a disposizione di garantire la nostra sicurezza e il rispetto delle leggi. Però queste persone sono chiamate a svolgere il loro lavoro spesso in condizioni assolutamente pericolose, non tanto pericolose per i delinquenti, ma pericolose anche per se stessi. Pensate voi a dover immobilizzare un energumeno magari di più di 1 quintale di peso e di 1,90 m d'altezza, c'è qualche esempio anche in quest'Aula, per dire, però non sono energumeni in quest'Aula, soggetti di questa natura che devono essere neutralizzati e assicurati alla giustizia, e non è agevole farlo se non utilizzando mezzi estremi. Bene, in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, è già da tempo in dotazione delle forze dell'ordine uno strumento che non è letale, ma che è una pistola che provoca una scarica elettrica fino a distanza di 4-5 metri, che serve non per ammazzare il soggetto, il malvivente, il delinquente o il soggetto magari che ha perso il controllo di se stesso, ma serve a neutralizzarlo, fare in modo da immobilizzarlo per alcuni secondi, che è il tempo necessario per permettere agli agenti di polizia di poter ammanettarlo e poi assicurarlo alla giustizia. Quindi noi dobbiamo pensare al fatto che spesso i nostri agenti, le nostre ragazze e i nostri ragazzi in divisa, sono chiamati ad operare in condizioni assolutamente rischiose, anche perché a volte in certe situazioni, se sono poi costretti a usare l'arma da fuoco, corrono rischio, ed è cronache di questi giorni, che agenti di polizia vengono incriminati per essere stati costretti a sparare per difendere la propria e l'altrui incolumità, e questo diventa inaccettabile. Quindi allora, anche per dare un chiaro segnale che mira prevalentemente a garantire l'incolumità sia delle persone per bene, sia degli agenti di polizia, ma anche di coloro che magari per aver commesso un reato non è che debbano essere necessariamente uccisi, perché magari non ci sono strumenti alternativi, ma possono essere utilizzati anche strumenti alternativi non letali che mettono nelle condizioni di garantire l'incolumità degli agenti e di non arrivare alle estreme conseguenze. All'assessore Corazzari, che non vedo è là, adesso lo vedo in aula, che aveva risposto dicendo: ma noi non possiamo comprare le pistole Taser per i nostri agenti, non era questo e non è questo l'intento della mozione. Noi sappiamo che questo è un compito statale, non è un compito regionale. In effetti quello che chiediamo noi nella mozione, ma lo si evince chiaramente leggendola, che noi facciamo in modo da impegnare la Giunta a fare in modo da fare tutte le pressioni a livello nazionale perché il governo possa dotare di questo strumento non letale le forze di polizia per garantire la loro incolumità e per non arrivare ad essere costretti a utilizzare mezzi estremi che possono portare anche alla morte di qualcuno. Quindi ecco, questo deve essere per noi l'imperativo: garantire l'incolumità e non arrivare poi a gesti estremi che possono provocare la morte di qualche persona. Questo è il senso di questa mozione che abbiamo sottoposto all'attenzione dell'Aula e che ci auguriamo trovi la condivisione anche di coloro che magari
si sono espressi contro le armi da fuoco, ma che sicuramente troveranno modo di condividere questa iniziativa perché è uno strumento valido e alternativo all'uso delle armi da fuoco. Bene, la parola passerei, consigliere Berlato, prego. Permettere all'Aula di potersi esprimere, ma a me hanno insegnato che l'ottimo è sempre nemico del bene. Siamo anche noi convinti che sarebbe meglio magari fare in modo da invitare un energumeno esagitato che ha perso il controllo di se stesso, invitarlo a salire nell'auto della polizia, a sedersi comodamente, evitare qualsiasi tipo di trauma psicologico e fare in modo da poterlo accompagnare con la sua accondiscendenza presso gli uffici di polizia e quant'altro. Questo è l'ottimo, ma a volte ci troviamo di fronte a situazioni in cui magari delle signore, ragazze in divisa che sono costrette a dover affrontare qualche esagitato anche corpulento, per dire, e non è così come la possiamo dire noi comodamente seduti in quest'aula. Lì si tratta di situazioni particolari che devono mettere nelle condizioni gli agenti di polizia di poter operare in sicurezza. Poi il consigliere Zanoni fa sempre i casi particolari, dice ma non dobbiamo prendere, adesso ovviamente lo dico sempre tra serio e faceto, non dobbiamo prendere medicine perché se uno è allergico alle medicine muore. Per dire, non dobbiamo usare la pistola elettrica perché quello lì che era cardiopatico cioè va sempre in cerca del caso specifico, cioè del signor Tony Bisighin da Campodarsego, che per effetto di questo incidente è morto, non sapendo che magari mille altre persone, migliaia di altre persone muoiono proprio per il mancato utilizzo di questi strumenti alternativi. E quindi allora sappiamo anche che per arrivare a dare in dotazione questo strumento alternativo alle forze di polizia bisogna fare dei passaggi. Sappiamo che la giunta regionale può fare pressione presso il governo e presso il Parlamento perché si facciano i passaggi necessari per legalizzare l'utilizzo di questi strumenti e fare in modo che possano essere messi a disposizione delle forze dell'ordine. Questi sono tutti i passaggi, però ognuno di noi deve fare qualcosa per migliorare la situazione. Noi riteniamo che sarebbe bello il mondo senza delinquenti, senza assassini, senza esagitati, però siccome ci sono delinquenti, assassini e esagitati, io tra pensare all'incolumità di un delinquente, di un criminale che gira sul nostro territorio, prima penso all'incolumità delle nostre forze di polizia. Dopodiché, se l'alternativa è non usiamo la pistola elettrica ma usiamo l'arma da fuoco, preferiamo usare la pistola elettrica. Meglio sarebbe non essere costretti a usare né l'uno né l'altro, ma riteniamo che dobbiamo fare delle scelte e pensare prima di tutto a chi opera per garantire la nostra incolumità. È finita la discussione generale.